È in comune a Palazzo Moroni e parteciperà ai lavori di giunta, ma Andrea Michalizzi, forte delle sue 18.051 preferenze, è pronto al trasloco in Consiglio regionale. Sorride ed è quasi incredulo il vice sindaco di Padova per un risultato andato oltre ogni aspettativa che lo rende il secondo consigliere più eletto in Veneto dopo Luca Zaia, che nella città del Santo Michalizzi ha distanziato di quasi 2.000 preferenze. Un risultato molto bello che mi responsabilizza, un risultato nel quale leggo anche una vicinanza, insomma un favore della cittadinanza verso anche il lavoro che l'amministrazione comunale a Padova sta facendo di grande cambiamento della città. Un plauso al lavoro di tutta la squadra del Partito Democratico che a Padova città si conferma primo partito alla guida di una coalizione di centrosinistra che supera, seppur di poco, quella di centrodestra. Un ottimo risultato per il PD a Padova e provincia che non viene premiato dal numero di consiglieri eletti. Questa io la vedo anche un po' come una stortura, oserei dire un'ingiustizia di questa legge che probabilmente va rivista. La provincia di Padova è tra le province che per quanto riguarda il PD fa i risultati migliori, però per un effetto di resti e quant'altro, insomma, elegge solo un consigliere regionale. Ecco, è una situazione che non rispecchia da un lato il voto effettivo espresso anche in proporzione ad altri territori e anche insomma il fatto che avremmo potuto andare con 2 consiglieri. Il riferimento va a Vanessa Camani, consigliera uscente, risultata la prima dei non eletti, un centrosinistra che guarda già a Padova e alle amministrative 2027 con il nome di Andrea Michalizzi tra i papabili per il dopo Giordani. Questo lo vedremo, intanto finiamo di raccogliere i dati. Io continuerò a lavorare per il mio territorio, la mia città che mi ha dato tanto, ma anche il territorio provinciale che ha tante questioni di cui occuparsi. Per il futuro sceglieremo insieme.